che c'è la cucina che è in fibrillazione. Nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Da, oh Signore, la tua santa benedizione a noi del cibo che stiamo per prendere, per mantenerci al tuo santo servizio. Amen. Dona pane a chi non ne ha. Amen. Passo la parola al sindaco. Buongiorno, come mi dicono qua dalla regia bisogna darci la veloce perché sennò vengono i cucù di freddo. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato, mi fa piacere che siete particolarmente numerosi quest'anno. Siamo un po' in anticipo rispetto alle feste natalizie, però meglio cominciare prima e così durante il percorso abbiamo modo di festeggiare lungamente. Io volevo ringraziare il Dom, il Circolo e tutti i volontari che si sono dedicati, che si dedicano da tempo a questa iniziativa che è veramente secondo me importante e soprattutto è una testimonianza di riconoscenza e di attenzione nei confronti delle persone che rappresentano, come diceva Don Andrea, il Senato di questo paese, no? Sono le persone che hanno maggiore esperienza, che hanno un vissuto più lungo e che sono in grado non soltanto di rappresentare un po' la storia del nostro paese, ma sono anche un po' custodi delle nostre tradizioni e della nostra storia. Quest'anno, insieme a me e al Don, ho voluto con me 3 persone che sono, due li conoscete senz'altro perché circolano per il paese. Uno è Paolo Moscatelli, che è l'assessore ai servizi sociali e alla sanità del Comune di Pieve, che è coadiuvato da Giovanna Satta, che introdurre e rappresentare la dottoressa Lombardo, che è la nuova assistente sociale e sostituisce temporaneamente la dottoressa Vignoli, che è in dolce attesa, anzi tra un po'. Il sindaco e poi vorreste mica che io non parli, perché io parlo perché parlo. Dunque io niente, prima di tutto devo ringraziare e se devo ringraziare mi commuovo perché sono tantissime le persone che devo ringraziare. Torno un po' indietro, tanto indietro, e questo veramente non è per come è solo perché veramente io sento questa festa, la sento un pochino come mia, stammi zitta per piacere perché ti vedo la sento un pochino come mia, perché esattamente non ricordo l'anno, ma parlo di 37, 38, forse quasi 40 anni fa, un gruppetto di pie donne capitanate da Don Andrea e da quel santuomo che era mio marito, che mi ha sopportato tanti anni, ma come voi ben intende l'anima, e che voleva soprattutto bene al paese nonostante non fosse di Pieve, come diceva Don Andrea. Abbiamo deciso tutte insieme di autotassarci e creare per la comunità parrocchiale, che li ha sempre tanto divisa perché c'è il basso, Olga c'è il bassa, Codacei, Olga Codacei, i boschi hanno i boschi, Miguni a Miguni, creare qualcosa per tutti. E autotassandoci con una piccola cifra siamo riusciti a costituire questa festa che era bellissima. Siamo arrivati fino ad avere 120 persone qui in sala.
Gianni De Gazzè e tutti i suoi lutti non fanno che cantare ma su come la cugelò ancora bene tante che ha sempre con poco c'è grazie per cose dell'ita con te la uscò c'è grazie per cose dell'ita con te la uscò Saragni
anche de ciuda e franca viene. Lei hanno toppe me che tiene a banca e poi se ne giorno venir su e farsi a palazzina giardinetto curam picante qua cantina o vin abrandata che è qui allo letto pedra che naspenasse gli amati ma un figlio che diceva non che pensa a sera cosetti che tornare ma se sul tempo forse troppo ufficio lì ci stava bene dove andava papà pensiero dopo un viaggio ma ne veggio non convece qui che vi trovè chi io presenti alla città. Se per caso vede niente, sentime, fa parlare con due o tre cosette che vanno dritta e cassetta. O scendere che su piccina, testa dato tu, sotto greco, tu latino, tra la lettera, so da storia, so di tutto, tanto bello quanto è brutto. Serve dunque in passo che dei conto d'un figlio, di pastui, du bambini, dell'aseo, vedi su tale e quale quella notte di Natale. Lì è una notte fredda e scura, chiaro, vento a giugno, e da lei ne è venuta e ne volevano convenire. I pastori tutti da te favano guarda agli animali, ma una voce a sé sentiva divenire in gran splendore, che diceva gloria a Dio che le nato redentore. Metti presto le gambe in spalla, camminare da quella stalla. E pensando che in cantina per pigiarsi un po' di vino, o se scordotte serartina, poi fracasso che veniva. In altro invece in dopo, poi un fracasso da gran folla. Un senisse per capire una casserola e siccome un po' brito si scordotte da peruca. Una donna che andava letta in figlio o cielo di luna, a se mi sapere mettere in tacchina e che spara che campagna alla visita della giara. Se ne vediamo questo pensiero, andare a vedere che vi porta formagette, chi le fughe lì, chi fratelli, che presenta, chi deturta e depulenta. E voi altri? E noi vediamo anche questi
né ospedaliano, né pane, né fidei, né riso, solo quel bucon che si mangia in paradiso, dove vi è tutti i piaceri che Gesù non ne sapeva. Pace l'anima se perde e in te ciò che invitami a pregare. Ave Maria, aufada sveglia, quando in te l'umbra s'asconde passano e giorni, chi nasce, cresce, vede scompagliare, la vita sempre ma sempre a cercare.